Amici di Sportisiri, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso. Oggi il terzo turno di Coppa Sicilia vedrà affrontarsi Palermo Futsal Club e Piombo Futsal. Ultima sfida con una cornice di pubblico meravigliosa, con due formazioni che vedono sicuramente ben alto in categoria. Inizia adesso la sfida. Pisani verso Franco, se punta, Franco calcia e poi Costanzo con i pugni, riflesso felino da parte del numero 1. C'è ancora Franco, può puntare Franco, Tony Costanzo, vediamo se calcia, è uno schema per Chimici sulla linea Lanza, poi Gennaro aiuta, non può ripallare i due, Gennaro su Gianni, Tony Costanzo e 0-0 il numero 8 sul pallone recuperato insieme a Gennaro e segna proprio su Gianni, molto bravo, domina Gennaro, ruba il pallone, Gennaro, Costanzo ancora, continua Franco, allarga nicchia dentro per Gennaro Costanzo, il lavoro di Pisani, deve in campo anche la Fiura, Pisani avanza, secondo Franco, ma che giocata di Antonio Pisani, e poi Franco segna ma non esulta, Gennaro, Franco alza, secondo poi Gennaro Costanzo, poi Pisani ancora, Costanzo con voltaggio, ma forse l'ha parata pure Gennaro dopo il tocco di Chinnici, messo un po' in difficoltà, pressione di Prestigiacomo, spaglia, voltaggio ancora Prestigiacomo, voltaggio, tocco morbidissimo ed è 2-1, errore qui di Raccampo, si vede molto male, lancia Raccampo, la vede all'ultimo, che parata di Raccampo, forse anche per i fumogeni l'ha visto all'ultimo, sulla deviazione Costanzo lunghissimo per Lanza, Chinnici e poi l'autogol incredibile di Chinnici, non avevamo notato questa deviazione in realtà, poi Soggio, cosa ha inventato Ale Soggione col mancino sotto l'incrocio dei pali, non può nulla Tony Costanzo, ma cosa ha inventato Soggioni con la 8, 3-2, si riparte contropiede Franco, secondo palo, Gennaro non arriva, vuole l'interno, Lanza, Raccampo, poi conclusione di Lucchese, avanza, può calciare, apre, Franco, Gennaro Costanzo ancora, cosa ha preso? Poi Franco è scivolata con voltaggio, nicchia ancora, Chinnici apre, lucido, Franco, Costanzo ancora, va giù, tipo Gennaro si gira, palla fuori, morbido a Longi di prima Iorana e Lucchese se lo mangia qui tutto, sbaglia il passaggio, a Longi scivola, poi la Fiura, il rimpallo favorisce ancora Longi, mette dentro, secondo palo, Ciolino arriva sul secondo, sulla grande azione di Alongi e fa 3-3. Gennaro va a passare, lo fa, Gennaro ancora, Gennaro mette dentro per Pisani, voltaggio, Pisani, ma rimane lì, Sujon, le finte, Sujon, ancora una volta non riesce, poi ruleta, Sujon, Gumina e poi va bene così, finisce il primo atto di Palermo Futsal Club contro Pioppo, gara bellissima, 3-3, è stato veramente uno spettacolo questo pomeriggio.